Allora, è arrivato il momento di vedere come si svolge la vita in questi beni confiscati. Ci spostiamo dal Veneto, questa volta abbiamo un contributo che è stato realizzato con il supporto dello SPCGL a livello nazionale e che viene proiettato peraltro nelle scuole, quindi è un modo per stimolare anche i più giovani a fare questa esperienza che, come diceva Tommy, è molto stimolante, ti fa comprendere come c'è un discorso intergenerazionale che si può attivare, che la polizia non è quel che sembra vista dal di fuori, ma sono delle persone in carne e ossa che hanno una grande voglia di fare. Insomma, è una bellissima esperienza. Vediamo quindi direttamente come si attua, come si realizza, non solo teoria ma tanta pratica che fa bene un po' a tutti. Prossima esperienza che magari potremo far vedere sarà i primi di settembre, no? Comunque il sindacato è sempre disponibile in questo senso. Io a questo punto però ringrazio i nostri interlocutori qui in studio perché sono stati partecipi, ci hanno fatto entrare anche in questo spaccato di realtà. Ringraziamo anche naturalmente il rappresentante delle forze di polizia, degli studenti, oltre che il sindacato dello SPCGL del Veneto, e a voi naturalmente di averci seguito, ma restate con noi perché adesso c'è il filmato che ci supporta. Serena Palermiti, Sara Pandini, Claudio Cervello, Fabrizia Ripaldi, Lella Carella, CGL Piacenza, Chiara Eleonora, Marco, Francesco, Silvia, Caterina, la compagna Maura, PCGL. Io sono Michael, il messaggero di Dio. Sì. Andrea, Giacomo, Gabriele, Michele, Giovanni, Daniele. Letizia, Eva, Elena, Alida, Pietro. Marta. Devo dargli la rotazione giusta. Voi avete dormito? Siamo stati su a paese con i ragazzi fino... Sì, sì. Bella, sta registrando ragazzi, ora possiamo comportarci naturalmente. E allora? Allora... Che si dice? Pettinattino! Sono un italiano accanto a togliermi il pallone. Noi non molliamo, andiamo a lavoro e non molliamo. No, io vado dietro. Vieni, Marucci! Sì! Noi siamo aggressivi! Guarda, guarda, c'è la telecamera! Bella! Faccio un saluto, Donato, faccio un saluto, faccio un saluto, Donato, faccio un saluto, facci guidare, facci guidare, facci guidare, Donato, facci Allora ragazzi, intanto io vi saluto e vi ringrazio per essere qua stamattina. Noi stiamo su un bene che è stato confiscato definitivamente nel 2009. Questa è la casa intestata alle amanti di Bidognetti, detto Cicciotti Mezzanotte. È stata confiscata nel 2009 e praticamente 2 mesi fa ce l'hanno assegnata definitivamente. Questa mattina ci limiteremo alla rimozione di rifiuti ingombranti e grazie a voi, grazie alle persone come voi, grazie alle persone che si impegnano e che ci danno una mano in questo, restituiremo questo bene alla comunità. La cosa particolare che hanno quasi tutti i boss nelle case è che cercano di rendere il più bello possibile l'ambiente del bagno, quindi c'è la solita vasca idromassaggio, colonne ricamate, di lusso, ma in realtà poi ricadono un po' nell'esagerato. Ragazzi, un attimino di attenzione. Allora, per noi oggi è l'ultimo giorno, siamo qui fino alle 11:30. Adesso Pino ci divide un po' nelle squadre di lavoro. Allora, Paolo, 3 persone.
Allora, 3 persone con Paolo e 1 con Raffaele. Dai. Con Paolo cosa si fa? Allora, intonaco. L'intonaco con Paolo della stalla. 2 ragazze vanno a raccogliere le pere. Poi tu? Sì. Va bene, un'altra persona per le pere? Cioè nessuno mi vuole. Hai visto chi sopporta? Applauso alla coppia! Bravi! Ok, dai, si parte. Ci troviamo adesso in località Placanica. Placanica è una piccola frazione del comune di Montebello Ionico, un comune di 15.000 abitanti, tristemente noto alle cronache rispetto alla Coscagliamonte. Ci troviamo qui all'ultimo giorno del Campo del Sole, un'iniziativa dell'Arci in collaborazione con lo SPI, CGIL, Libera e l'Associazione Proprietari Datti del Consorzio Terre del Sole. E noi realizziamo 4 diversi campi, 2 a giugno, 2 invece tra la fine di luglio e i primi di agosto. Cui partecipano ragazzi di praticamente tutte le regioni Italia, ragazzi che hanno dai 15 anni fino ai 60 anni per così dire, nel senso che ci sono anche da 2 anni i compagni dello SPI-CGIL che ci danno manforte veramente in questo progetto. Prometto che non ci credevate che lavoravamo sul serio. Il progetto Campi del Sole vede quindi la partecipazione di questi ragazzi che per una settimana la mattina vengono qui a lavorare sui terreni in base ai lavori che servono, che sono per così dire utili. Gli storici dicono che è l'albero maestro della nave di Ulisse. Il pomeriggio invece facciamo incontri di approfondimento, di riflessione. Raccontiamo la storia delle vittime di 'ndrangheta, ma anche delle persone oneste che stanno cercando di contrastarlo. Il senso che noi vorremmo dare a questi campi è molto semplice, che in questo inverno apparente, che è quello che più o meno ci viene trasmesso dalla cronaca anche quotidiana, dalla stampa nazionale, dai giornali, esiste un qualcosa che sta cambiando. Ci piace immaginare che questa è una primavera che si prepara e che grazie al lavoro dei ragazzi possa avere dei frutti visibili importanti. Aspetta, 1, 2, 3. Strano che non siamo ancora caduti di sedere. Maura, questo è l'esame di ammissione alle guardie ecologiche. Sì. Abbiamo trovato di tutto, soprattutto bottiglie di alcolici. Qui erano tutti degli avvinazzati, secondo noi. Dai, adesso tanto che c'è la ripresa, fatti vedere cadavere. Almeno un dito mozzo, una cartilagine. Ma l'hanno sciolto nell'acido, ragazze. Non scioglievano nell'acido. Qui mozzavano, squartavano, tagliavano. Di Maura. La Maura è il nostro Lucarelli. Da lunedì siamo in un campo di ricino, una pianta infestante. Questi campi erano coltivati a orchidee. Dopo che i terreni sono stati sequestrati si è pensato di coltivarlo a bergamotto, in parte a mango. A che arriva? Dai, c'è. 2, 3. Il ricino è abbastanza difficile da estirpare, non si può eliminare con il trattore perché essendo una pianta infestante i semi si romperebbero e per cui la pianta crescerebbe di nuovo. E allora è necessario estirparla a mano, solo che alcune piante hanno delle radici particolarmente profonde. Che non verrà mai fuori. 1, 2, 3. 2, 3. Gli altri giorni non abbiamo fallito così spesso. 2, 3. Oh! Applauso. Oh, culo. Si parla sempre di mafia, sempre più spesso, e proprio per capirla con le mani, capirla attraverso una formazione, vedendo anche la gente locale che la respira quotidianamente,
ho deciso di venire qua a Parete. Sono Cristian, ho 19 anni, vengo da Firenze e sono venuto a conoscenza di questo progetto da un mio capo scout, perché io faccio gli scout. Diciamo che il campo è anche un modo molto carino per passare le vacanze, nel senso che si sta tutti insieme, quindi dormiamo tutti insieme, laviamo i piatti, apparecchiamo, sparecchiamo. Sì, dai. Diciamo che è stato un modo oggi anche per vedere una realtà come vive un boss. Ho sentito diverse storie, anche parlando prima con alcuni signori del posto molto gentili di qui, non erano quasi mai presenti, venivano di notte, diciamo facevano feste di sera, provocando ovviamente molto rumore. Per noi, per entrambe è il secondo anno, io sono Sara e lei è Chiara e abbiamo scoperto questo campo attraverso la nostra scuola e credo sia stata una delle esperienze più belle fino adesso. Inizialmente io avevo già il mio biglietto di ritorno per tornare a Trento il 28 luglio, ma l'esperienza mi è talmente piaciuta, mi ha talmente colpito che ho chiesto ai miei capicampo di poter rimanere un secondo turno. Faccio l'ultima per sicurezza. Io ero arrivata qui con l'idea che la magistratura fosse in qualche modo lo strumento principale della lotta alla mafia, invece incontrando operatori che lavorano in questo campo mi sto rendendo conto che è assolutamente il contrario, che il fenomeno repressivo rappresenta la minima parte di quello che può essere il contrasto. Sto capendo che l'impegno può provenire anche da altri tipi di azioni, di attività. Devo fare ceramica, Ma io devo pitturare il vasetto. Io devo farmi il posacenere, così lo mettiamo in mare. Sarà l'ultimo giorno di laboratorio, per cui ragazzi lavoriamoci sodo. Non facciamo corna alla cordiera. Facciamo iperrivoluzione. Siamo nella piazza del Borgo di Riace Vecchio, un paesino che come tanti altri paesi della provincia di Reggio Calabria ha subito nel corso degli anni uno spopolamento graduale ma inarrestabile. Inarrestabile apparentemente. Ceramica, gruppo ceramica. Vai, ceramica. È il gruppo ceramica, il mio gruppo. Come ti chiami tu? Mi chiamo Issa. Issa, da dove vieni? Vengo dalla Francia, vicino di Kabul. Ah, vicino a Kabul. Quasi 100 km lontano. E tu sei qui con la tua famiglia? No, da solo. Ah, sei da solo? Con famiglie difficili come clandestini. Sparano, poi ci sono ladri dalla Turchia per venire qua. Io ho pagato $4.000 per 5 giorni. Da quanto tempo sei qui a Riace? Sono da 10 anni sono qua. Da 10 anni? Ah, quindi oramai sei diventato riacese. Il problema di una terra che moriva e non aveva un futuro e il problema di gente che per non morire cercava un futuro altrove, nasce questo modello di accoglienza di Riace. Cosa ha fatto Mimmo Lucano, il sindaco di Riace? Ha pensato di poter assegnare le case abbandonate del paese, del Borgo Vecchio di Riace, a questa gente. Vabbè, un bicchiere. Ma il bicchiere della birra, dai. È diventato un boccale, dai. Una mezza pinta. Insieme alla gente stavano scomparendo anche i lavori, i negozi, le botteghe. Questi giovani migranti che sono venuti a abitare, a ridare vita al paese, hanno anche rappresentato una continuità rispetto agli antichi mestieri. L'elemento del lavoro diventa fondamentale. Da quanto tempo vivi qui? Sono arrivata nel 2008. Nel 2008. Sì. Ma sei arrivata da sola o con la tua famiglia? C'è la figlia
fratelli. Ma tu di dove sei? Il Trio. Ci sono altri del tuo stesso paese qui a Riace? Sì. Ti piace stare a Riace? Troppo. Ormai come famiglia, capito? Io ero già stata a Meliso Porto Salvo nel 2009 e nel 2010 e eravamo venuti qui una giornata in visita e mi era piaciuto un sacco come modello di integrazione ed accoglienza con i migranti di qua. Mi è piaciuto ascoltare le loro storie, i racconti. Tu di dove sei? Arezzo, vicino Arezzo. Per caso, siccome sto scrivendo la tesi in giurisprudenza in cittadinanza e diritti dei migranti come tema, stavo navigando sul sito di Libero, ho visto i campi, ho guardato un po' i temi e ho trovato questo e sono venuta a conoscenza di molte cose, molti libri, sto trovando delle fonti, ma anche e soprattutto il confronto con gli altri ragazzi che ci sono qua che mi sta aiutando molto perché alla fine siamo un bel gruppo secondo me. Forse ne hai messo troppo di collo, per questo ti scivola. Rimani là. 5 minuti che Forse vorrei provare l'esperienza del campo vero e proprio, perché questo è un laboratorio. Questo è più un laboratorio. È molto interessante perché ci permette di conoscere molte cose, quella dà più soddisfazione materiale. Sì, esatto. Sì. In linea d'aria guardate verso sinistra in basso. Buongiorno, buongiorno. Verdure. Cosa c'è? Pasta asciutta alle zucchine? No. Ma oggi ci ha messo anche altra cosa. E quello Ingrediente segreto. E quello non vi si dice, lo scoprite da voi. Caro Francesco, cos'è che ti ha spinto a tornare a riaffrontare il lavoro e a rincontrare tutte le persone nei campi antimafia? Tocchi con mano una realtà che se dai 100 ti ridà indietro 1.000.000. Sono proprio le emozioni e i pensieri che ti passano in questa settimana, le esperienze che fai, i volti che incontri e poi anche dal lato sociale ho conosciuto 40 persone che anno per anno sono diverse e che ognuna di queste ti dà qualcosa. No, dai! Io ho dei parenti, cioè i miei nonni sono di Corleone e quindi avevo voglia di scoprire la mia terra di origine e dare un appoggio concreto all'antimafia di oggi. L'unico modo per ora che ho visto per dare questa mano era venire qui a Corleone. Ragazzi, muoviamoci! No, Maria! Allora una canica d'acqua. Basta una, almeno una. Allora si stende il filo di ferro e ci si fa passare un tubo dove poi vengono irrigate le piante. Il problema è che non so dove devo andare. Allora, devi andare alla prima libera che trovi di là. Alla vado alla prima libera. Sì, però controlla da che lato della vigna lo devi mettere. Credo a destra, però controlla quelli prima dove l'hanno messo. Sì, vedo loro dove vanno e vado di conseguenza. Insomma, come esperienza, come la stai vivendo? Questa per me è la seconda, quindi. Guarda come sorride, è proprio contenta, no? Veramente una bella esperienza. Un po' difficile da raccontare nei propri paesi, perché, cioè almeno a Bergamo è un po' difficile perché non è proprio nella cultura. Cioè, quando magari ne parlavo con i miei amici mi dicevano vai ancora nel campo dello sfruttamento, cose così, oppure vado a fare un campo antimafia e la risposta è allora anche voi andatela a sparare contro i mafiosi. Sì, c'è un'ignoranza veramente. Cubetto di lievito di birra, 3 cucchiai d'olio, 3 soldi d'uovo, frullare il tutto. A parte c'è 50 grammi di burro e 150 di zucchero. È un dolce siciliano. Torta alle rose. Perché quando viene tagliata la pasta viene messa, è quello che forma le rose, è come se aprisse i pezzi.
Cos'è che state facendo qui praticamente? Stavo fissando il tubo più in alto. Avevamo fatto già questo lavoro qui di mettere tutto il filo, però mancava da mettere i ganci questi qui. Sì, ho fatto questa cooperativa di servizi, dalla commercializzazione dei prodotti da legalità fino alla gestione di eventuali ristoranti, pub. Si fanno gli incontri e si spiega che cosa sono e anche perché hanno questo costo, costano un po' di più rispetto agli altri, ma perché c'è trattamento dei lavoratori e dell'ambiente superiore, è per quello che non ti puoi permettere i prezzi degli sfruttatori. Però non tutti lo capiscono, però nessuno glielo spiega, gli fa vedere appunto che è un modo anche per rilanciare l'economia, perché è vero si fa contro la mafia, ma anche un modo per fare un'economia, quella buona, allora le persone acquistano volentieri. Questa cooperativa praticamente rivende su a Firenze, in Toscana, i prodotti di qui. Io conoscendolo ogni tanto andavo anche lui con i banchini a vendere queste cose. Siamo stati ora, l'ultimo banchino a cui sono stata anch'io era la festa del PDL di... PD, no? PDL. Sì, del PD, scusa. Ridire, prego. No, vabbè. Ma figurati. Ripete da capo. Bella di legalità. Arcipistone. Noi si segue il progetto Liberarci dalle spine ormai, io almeno dal 2008. Abbiamo anche i campi su in Toscana, che ovviamente non sono i campi come possono essere qui. La mafia non è un fatto siciliano, la Sicilia paga un duro prezzo perché è stata scelta come terra di mafia. Solo un bene confiscato nel nostro territorio, Pistoia, che conta 14 beni confiscati, solo uno è stato assegnato secondo la legge per fini sociali. Io credo sia davvero un momento forte anche per i ragazzi di vera cultura, di conoscenza, di toccare con mano le cose, cioè questa è la vera scuola, insomma. Cioè non è vero che i ragazzi non si vogliano impegnare, è che non trovano i contenitori, è quello, e quando lo trovano sono questa bellezza, insomma, no? Andiamo alla fontana e ci andiamo a fare un bel bagnetto. Pulita, profumata. Troia, che schifo! Ma poi una doccia almeno. Il pianto fa male, il pianto non sconfigge nessuno. Ma questo è liberatore. Vai.
bellezza. Siamo contenti perché è una ricetta siciliana, noi l'abbiamo semplicemente copiata. No, neanche questa. Questo qua. Si sente anche l'odore è buono, l'odore è veramente buono. Quello che stiamo per fare è un canone, non so se sapete tutti cos'è. Canone. Il canone è praticamente una canzone in cui le diverse persone iniziano a cantare lo stesso pezzo in momenti diversi. Il primo gruppo canta 1, 2, 3, 4. Il secondo un pummarora, 2 pummarora. Ricordate che il plurale di pummarora è pummarora, non c'è eccezione. Il terzo fa pummarora, 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 pummarora. Il quarto fa pummarora, pummarora, pummarora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come si ferma ora? Luigi Sposato presidente Eurointerim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Bravo Italia è un marketplace di Eurointerim Servizi SPA
e del gruppo quindi Eurointerim Agenzia per il Lavoro, intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende, che hanno un prodotto italiano, quindi Made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano, si mettono in vetrina i propri prodotti e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto Made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi deve dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dall'India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelli di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è from Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.